Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con A Voi la Linea. Domenica Telefriuli trasmetterà in diretta il congresso dell'Associazione Friulana Donatori Sangue da Lestizza. Primo collegamento alle 9:20. 10 minuti più tardi Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato celebrerà la Santa Messa. I lavori prenderanno il via alle 10:45. Il presidente Roberto Flora premierà i donatori storici. Lo stesso Presidente ci parla del 62esimo congresso, sottolineando il ruolo particolare dei giovani, che nonostante la pandemia non si sono dimenticati di donare, anzi, vediamo. Presidente Flora, domenica 62esimo congresso della FDS, Lestizza lo ospiterà e Telefriuli lo trasmetterà in diretta. L'anno scorso non si è potuto fare a causa del Covid, si recupera quest'anno. Esatto, è un anno particolare, anche questo purtroppo è un anno particolare, quindi di contingentamento, però abbiamo voluto farlo anche per dare un segnale appunto a tutti i donatori, la vicinanza e l'importanza di questa associazione, ma l'importanza soprattutto delle persone che saranno lì, cioè i premiati, le persone che hanno raggiunto determinati traguardi che sono importantissimi, non tanto per il piccolo riconoscimento che riceveranno, ma per il gesto che loro fanno quotidianamente. Questo è un bellissimo segnale che in questo territorio è ancora vivo, è ancora importante. La cultura del dono è una delle prime, diciamo, cose che sostengono questa società e soprattutto le nostre comunità anche, diciamo, locali. Questo è fondamentale, il nostro ruolo è questo, ecco perché essere presenti e fare il congresso. Ecco, raccontiamo quale sarà la giornata di domenica, un po' facciamo la scaletta televisiva perché l'abbiamo detto sarà trasmessa in diretta proprio su Telefriuli. Sì, anzi ringraziamo anche Telefriuli per la collaborazione perché così può dare un'opportunità a tutti i donatori, a tutte le persone che vogliono vedere questo congresso che sarà appunto speciale come detto. Ecco, la scaletta è alle 9:30 ci sarà la messa all'aperto dell'arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato e poi dopo seguiranno i discorsi delle autorità e soprattutto le premiazioni, ecco, di questi donatori benemeriti che sono veramente persone speciali, persone che è giusto dirgli grazie. Ma soprattutto dobbiamo ricordarci gli oltre 2000 premiati quest'anno perché ci sono varie premiazioni, vari traguardi in cui l'associazione diciamo, ogni anno consegna nelle varie sezioni, dal diploma fino appunto alla goccia d'oro. Questi verranno premiati nelle sezioni, tutti questi altri donatori, ed è un ringraziamento generale a tutti per quello che stanno facendo anche in questo periodo che non è stato semplice, bisogna dire la verità. Abbiamo dovuto combattere soprattutto sulla paura, la paura psicologica, ma il dono e il donatore soprattutto non si sono mai fermati. Questo è un grande segnale, come dicevo prima, della nostra società, della cultura che c'è nel nostro territorio. Abbiamo visto anche dopo il lockdown dell'anno scorso in realtà che il dono ha subito ripreso vigore. Come sta adesso l'associazione? Allora, diciamo bene, ci sono chiaramente delle carenze in quanto siamo in estate, quindi il periodo è un po' critico, ma in questo momento ci sono i gruppi B che stanno un po' leggermente soffrendo, ma sono sicuro che i donatori, controllando anche sul nostro portale del dono e sulla nostra app, ricordo di scaricarla a tutti i donatori che si iscrivono alla FDS, che è importantissima, lì si può appunto tenere sotto controllo il proprio gruppo sanguigno e sapere il momento opportuno in cui bisogna andare a donare. Questo è fondamentale perché è basato appunto sulle carenze dei nostri ospedali e sulle esigenze dei nostri malati. In particolare volevo chiederle come si avvicinano i giovani al dono? Ci sono effettivamente giovani che si presentano a donare, magari lo fanno nel periodo della scuola, però poi rimangono legati alla FDS? Ci sono molti giovani che rimangono legati alle FDS lavorando all'interno delle sezioni del proprio territorio e ci sono tanti ragazzi che effettivamente entrano anche per la bellissima e grande promozione che le facciamo sulle scuole superiori. Noi abbiamo circa 16 sezioni in tutte le scuole superiori e grazie anche a dei bravi professori che sono anche presidenti delle nostre sezioni, anche durante il periodo della DAD, sono riusciti a trasmettere questo diciamo, comunicato di informazione sul dono del sangue e l'altro anno diciamo, non sono stati persi tanti donatori quanti si pensava come giovani. L'importanza e l'obiettivo di questi prossimi anni è far comprendere questi giovani che sono meravigliosi perché sono molto sensibili, soprattutto sul dono del sangue, sulla natura, sul clima, ma anche sulla salute. Far comprendere loro che è importante che
loro saranno domani le nuove generazioni, i nuovi dirigenti di questa stazione, far entrare nelle proprie sezioni territoriali, dare una mano con un po' di tempo, perché spesso e volentieri è più facile andare a donare, però è più difficile dare magari qualche ora del proprio tempo libero. Far comprendere, esatto, che il tempo libero è importante quanto il dono del sangue. Questo è fondamentale, questa sarà la nuova generazione e noi ci contiamo perché puntiamo su di loro, loro sono il futuro ma sono anche il presente. Contiamo una per tutte la sezione Zanonato Ganuti che quest'anno ha compiuto 50 anni. Arrivare a compiere 50 anni in una sezione diciamo dinamica come le sezioni delle scuole, in cui i giovani passano e poi dopo seguono il loro percorso. Non è semplice, quindi vuol dire che ci vuole costanza, coerenza e bravura delle persone che sanno comunicare questo messaggio. Questi giovani lo stanno facendo molto bene, quindi complimenti a tutti i giovani che si iscrivono all'FDS, non perché si iscrivoano, ma perché hanno compreso effettivamente l'opportunità e l'importanza di questo gesto. Al via oggi la 30ª edizione di Mittelfest. Domani pomeriggio è invece in programma la cerimonia ufficiale di inaugurazione con la presenza anche del Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor. Ne abbiamo parlato con il Presidente e il Direttore artistico di Mittelfest, Roberto Corciulo e Giacomo Pedini, e con il Sindaco di Cividale, Daniela Bernardi. Sentiamo. Presidente Corciulo, è arrivato il grande momento, Mittelfest pronto a partire per questa 30ª edizione. Siamo prontissimi, abbiamo lavorato un intero anno per arrivare a questo momento, un grande evento, alzeremo il sipario 70 volte, attraverseremo la città di Cividale, ci sarà un'interazione maggiore rispetto allo scorso anno con la città, chiaramente all'interno di tutte le regole Covid, di controllo e quant'altro. Questo insomma è un tema su cui ci siamo spesi molto. Momento importante, siamo emozionati, 30 anni. Partiamo domani con un grande concerto della FVG Orchestra, poi avremo sabato l'inaugurazione a cui parteciperà anche il presidente sloveno Borut Pahor assieme al presidente regione Massimiliano Federica. La presenza del presidente sloveno Pahor conferma la forza di Mittelfest, quella che da sempre è la forza di Mittelfest, creare relazioni tra paesi contermini, tra i paesi della Mitteleuropa. Mittelfest sicuramente in 30 anni era nata con con questa missione, con questa volontà all'epoca con la Pentagonale e in un momento storico particolare, caduta del muro e quant'altro. Credo che adesso tanto di più questa sua missione si sia rafforzata, si rafforzi, e anche volontà della Regione che la cultura, questo evento diventi appunto un ponte per quest'area dell'Europa molto particolare, dove si parlano molte lingue, dove siamo vicini, insomma siamo una zona di confine con tutto quello che ne consegue. Quindi sicuramente momento importante, e appunto lo testimonia la presenza del Presidente Pahor proprio in questo trentennale per noi importante. Sindaco, trentennale di Mittelfest, decennale UNESCO, i 50 anni della Fondazione De Claricini, un anno davvero particolare e importante per Cividale. Sì, un anno veramente importante, un anno di grande soddisfazione. Ripartiamo dopo questo periodo un po' particolare, ma la città è sempre viva, e direi che con questo Mittelfest Cividale diventa la protagonista di un festival mitteleuropeo, città scelta dalla Regione per questo Mittelfest, quindi vuol dire che Cividale diventa il centro per il Friuli Venezia Giulia, e noi siamo pronti ad accogliere tutti coloro i quali verranno a Cividale per seguire il Mittelfest, e la città ha aperto le porte a tutte le richieste, a tutte le esigenze che il direttore artistico Giacomo Pedini ha richiesto per poter regalarci questo Mittelfest 2021, dedicandolo a un percorso fatto, 30 anni, ma a un percorso fatto con lo spirito di voler essere un centro di attrazione culturale trasversale. Siamo punto di incontro, Cividale in una posizione strategica, e continueremo in questo percorso. Abbiamo creato una bella squadra, come si diceva 10-30-50, questa è una livrea che è stata appunto promozionata e che
con domenica, quindi questa anche sarà una novità, un autobus partirà dal centro di Cividale e quindi accompagnerà anche i turisti tra uno spettacolo e l'altro del Mittelfest fino a Moimacco, alla Villa dei Claricini, per poter fare una visita in villa, perché ovviamente lavorando insieme si può dare la possibilità di una visita del territorio. Quello che ha fatto Mittelfest quest'anno. Mittelfest parla anche di Mittelland, oltre a Mitteljang, che è un regalo che Mittelfest ha fatto a Cividale in occasione del decennale, questo Mitteljang nello stesso periodo in cui abbiamo festeggiato il nostro decennale, e poi appunto il coinvolgimento del territorio. Direttore Pedini, eredi il tema di questa edizione, un ponte tra il passato e il futuro con un occhio di riguardo importante per le nuove generazioni. Beh sì, intanto no, perché la parola eredi ci chiama in causa tutti, le eredi e gli eredi, quindi è la voglia di coinvolgere ognuno, di coinvolgere chiunque all'interno della grande festa che è Mittelfest, attraverso il teatro, la musica e la danza, e con il desiderio di stare ben ancorati nel presente, memore insomma di quello che è stato il nostro passato più lungo e più breve, visto che veniamo da un paio di anni abbastanza turbolenti, ma nell'ottica via via di costruirci l'oggi per costruirci il domani. Ed è chiaramente anche quello di portare a Cividale del Friuli la freschezza di nuove generazioni nate tra la fine del Novecento e questo secolo, che stanno proprio costruendo il racconto del tempo che viviamo e del tempo che a breve andremo a vivere, insieme naturalmente a grandi artisti affermati che un po' possono anche tracciare la via. Andrea Vitali è stato protagonista ieri sera a Lignano degli incontri con l'autore con il vino. Vediamo. Un bello scherzo, i casi del maresciallo Ernesto Maccadò, protagonista degli incontri con l'autore e con il vino, promossi dall'Associazione Lignano nel Terzo Millennio, presieduta da Giorgio Ardito, è stato l'ultimo romanzo di Andrea Vitali, edito Garzanti. In questo romanzo l'autore lancia una nuova sfida ad Ernesto Maccadò, il maresciallo più amato della letteratura italiana. Se pensava che a Bellano si potesse vivere tranquilli, ora avrà di che ricredersi e i lettori con lui potranno scoprire come negli anni più miti e sottomessi si nasconda spesso la tempra degli eroi. Sembrerebbe impossibile perché la posizione invidiabile, ma anche al caffè dell'imbarcadero di Bellano capita che per una giornata intera entri solo qualche sparuto cliente, come martedì 5 marzo 1935. Per tirare sera, l'oste Ignazio Termoli deve inventarsele tutte fino a lavorare e rilavare bicchieri già puliti e poi sbadigliare all'ingresso del bar deserto. Eppure questa è una data che non potrà dimenticare né lui né l'intero paese. Al calare delle prime ombre, infatti, al molo attracca una motonave della milizia confinaria da cui scendono 3 uomini completamente vestiti di nero, uno davanti, gli altri 2 dietro. Modi spicci e poche parole che incutono terrore. Muti e impietriti, Ignazio e i pochi altri testimoni assistono ad una scena che ha dell'incredibile. Dopo alcuni minuti, i 3 militi, infilatisi nell'intrico delle contrade, riappaiono al molo. Sempre in formazione, ma adesso tra loro, sorretto per le ascelle e trascinato come un peso morto, c'è il povero maestro Fiorentino Crispini. Caricatolo brutalmente a bordo, l'imbarcazione riprende il largo in direzione di Como. E Ignazio? Come tutti sanno, meglio farsi i fatti propri, fingere di non aver visto nulla e morta lì. Ma in questo caso il maestro Crispini, com'è possibile? A ripensarci, da qualche tempo il maestro non sembrava più lui. Aveva mancato più volte, per esempio, il proverbiale appuntamento con il suo Marsalino che Ignazio gli serviva ogni mattina. Però da lì a immaginare che possa avere meritato un arresto del genere ce ne passa. Unica soluzione, affidare la patata bollente ai carabinieri. Se la veda il maresciallo Ernesto Maccadò con quelli della milizia. Capisca insomma cos'è successo e se ci riesce riporti a casa il Crispini. Fiorentino Crispini, un personaggio che nasce molti anni fa in un romanzo intitolato Il segreto di Ortelia e che è cresciuto col passare del tempo nel mio immaginario fino a rubare un po' la piazza al maresciallo Maccadò, perché il maresciallo ha la sua parte, diciamo, in questa storia, però devo dire che gran parte del palcoscenico è occupato dalla vicenda che riguarda il maestro Crispini, da questo bello scherzo che poi a guardarlo bene tanto bello non è.
Sì, assolutamente sì, perché il Paese si chiede a questo punto, diciamo, cosa diavolo possa aver combinato un candido come il maestro Crispini per finire nelle grinfie della milizia volontaria. Ricordo che la storia si svolge nel 1935, nel 1935 era pienamente operativo il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato che menava pene non indifferenti, diciamo, per reati ovviamente dal regime ritenuti gravi, come l'apologia di attentato, che è il reato, diciamo, che viene contestato al maestro Crispini. Breve pausa pubblicitaria, ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. Questa mattina una delegazione di cittadini afghani regolari, accompagnata dall'associazione Rete Solidale, ha manifestato davanti alla prefettura di Pordenone chiedendo un incontro con il prefetto Domenico Lione per ottenere aiuto dal governo italiano per mettere in salvo i familiari rimasti nel paese asiatico, in particolare donne e bambini. Sentiamo le loro voci. Oggi qui davanti alla prefettura, insomma, per chiedere un incontro al prefetto. Sì, con queste persone che vivono qui e lavorano qui ci si è accordati su alcune cose da richiedere che ci sembrano le più urgenti. Primo, alcune di queste persone hanno pratiche di ricongiungimento familiare in atto, quindi si chiede che vengano al più presto rese più semplici, semplificate e velocizzate. Fra l'altro l'ambasciata italiana in Afghanistan è chiusa, per cui è praticamente impossibile che una moglie possa riuscire a farsi il passaporto lì, e quindi bisogna passare sopra queste cose e dare la possibilità di avere dei visti comunque per raggiungere l'Europa, per raggiungere l'Italia. C'è il caso poi delle persone che lavorano e vivono qui e sono andate in ferie, che non riescono a rientrare, quindi anche queste persone devono essere al più presto riportate indietro. Sono persone che hanno sì situazioni varie, permessi vari, e che comunque vivono e lavorano qui, questo è il problema, insomma. Si chiede che si faccia portavoce presso il Ministro, che l'ambasciata italiana vada, come faranno anche altre, speriamo europee, al più presto nei paesi vicini, così che possano continuare nei loro servizi e dare le documentazioni necessarie. E comunque, insomma, queste persone hanno portato qui proprio tutta la loro preoccupazione, la loro angoscia, visto anche quello che è successo ieri. Ci sembra che il governo italiano debba attivarsi al più presto e tutta l'Europa debba attivarsi al più presto. Qual è la vostra preoccupazione? Perché siete qui a chiedere un incontro con il prefetto oggi? Perché la nostra famiglia è rimasta tutta in Afghanistan, perché siamo in guerra. Io sono nato in guerra, sono cresciuto in guerra, anche morirò in guerra, ma non lo so per che motivo, per cosa. Io sono venuto qua in Italia nel 2015 per fare asilo, per una vita normale come altra gente. Ma adesso in Afghanistan abbiamo guerra, la nostra famiglia tutti sono in rischio, perché mio sorella, fratello era militare che 2 mesi fa è morto, che hanno sparato. Adesso è rimasti su bambini, vogliono aiuto, che il governo italiano mi aiuta a portare mia famiglia fuori dal casino della guerra di Afghanistan. Vivo quasi da 4 anni in Italia, vivo in Pordenone da 4 anni. Siamo venuti qua per aiuto, che aiutano per noi, tutti questi ragazzi arrivati per aiutare. La vostra famiglia era in Afghanistan, era moglie, bambini, madre, padre, tutti erano lì. E loro erano preoccupati lì, come vivono qua. Anche noi vogliamo vivere, non vogliamo morire. Riuscite a sentire i vostri parenti in Afghanistan in questi giorni? Sentiamo, ma non funziona niente. Solo sentiamo, sì, siamo a casa, non stiamo bene, 5 minuti o 10 minuti parliamo, dopo era chiuso. Non possono uscire da casa, era
una situazione molto molto brutta. Da noi, il nostro paese era da 40 anni, più di 40 anni c'è guerra. Siamo nati in guerra, non vogliamo morire in guerra. Ieri che è successo questo casino era morto più di 700 era gente, ma solo era bambini così 300. Ma com'era? Allora oggi siete qui per chiedere un aiuto al governo italiano. Sì, buongiorno, chiedo in Italia, a tutto il governo d'Italia. Sono Hamid, sono dell'Afghanistan che nel 2015 sono venuto in Italia, che lavoro anche adesso. Quello problema che noi abbiamo è sul nostro paese. C'è gente che è venuto talibani, prima aveva un'altra di afghani, c'è il governo, adesso arrivate terroristi. E noi non abbiamo garanzia di nostra famiglia, di nostra vita. Anche c'è gente che in Afghanistan, che banca, tutti hanno chiuso, non possiamo mandare soldi ai nostri bambini che tutti morire di fame. E volevo far presente che moltissimi afghani sono da anni bloccati nella rotta balcanica e respinti dalla Croazia e anche con la complicità dell'Italia indietro, e quindi chiediamo che vengano accolti, che le frontiere siano aperte e che siano bloccati anche i respingimenti degli afghani che magari non hanno ricevuto il permesso di soggiorno. Così. E cambiamo decisamente argomento, saranno ultimati entro settembre i lavori di sistemazione della piazza di Tavagnacco. Oltre alla valorizzazione dell'area hanno lo scopo di mettere in sicurezza viabilità e il passaggio dei pedoni. Sentiamo. Mi trovo in piazza di Prampero a Tavagnacco e proprio al centro del cantiere che è aperto qui sulla piazza per sistemare la viabilità, per sistemare l'insieme di questa piazza che sarà valorizzata ulteriormente. Ne parliamo con il sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti. Intanto parliamo di questi lavori che mi pare stiano procedendo abbastanza bene, e entro quando si concluderà il tutto? Allora, la valorizzazione dei centri storici è un elemento importante del nostro programma amministrativo. Abbiamo lavorato già a Feletto, lavoreremo a Cavalicco, a Colugna e in tutte le altre frazioni del comune. Ovviamente questo è il capoluogo, è la piazza storica, diciamo, più importante della nostra comunità, ed era necessario ripristinarla e risistemarla, e adesso avrà un volto veramente elegante, veramente dignitoso, sul quale si affacciano ristoranti, esercizi, i negozi di prossimità, la farmacia comunale, quindi diventerà un centro sicuramente vivo. Con noi anche l'assessore ai lavori pubblici Paolo Morandini. Le caratteristiche di questo intervento? Allora, questo è un intervento, come diceva il sindaco, che rientra in quelli che sono gli interventi programmati su tutto il territorio, sia capoluogo che per le frazioni. Dopo via Udine a Feletto e Piazza Unità d'Italia siamo intervenuti su Piazza di Prampero. L'intervento ha un valore di circa 80.000 euro e prevede una manutenzione straordinaria dell'intero tratto di strada tra le due rotonde, per il rifacimento del porfido con la sostituzione del marmo, della pietra con marmo granito. Inoltre rifacciamo anche la rotonda in acciottolato e, cosa interessante, doteremo il passaggio pedonale di un'illuminazione per renderlo più sicuro e renderemo anche più esteticamente e anche da un punto di vista della sicurezza più piacevole anche la piazza legata alle attività commerciali che ci sono, perché la doteremo anch'essa di illuminazione pubblica adeguata, ripristineremo un po' per quella che è la vegetazione per rendere appunto questo, che è il cuore del capoluogo, sempre più accogliente e sempre più vivibile per la popolazione. Va detto anche che ci sarà poi una circolazione molto più sicura, perché proprio questo volevo chiederle, qui la viabilità verrà cambiata perché è una strada che
è molto trafficata. È una strada molto trafficata, anche l'intervento noi l'abbiamo programmato in maniera tale da rendere il meno possibile disagio anche al trasporto pubblico e soprattutto quello scolastico. Infatti i lavori, salvo imprevisti, dovrebbero terminare circa per la metà di settembre, che è il momento di riapertura delle scuole. È chiaro che qui il problema è un po' il carico pesante. Cercheremo in tutti i modi di limitarlo, ma è pur vero che come in via Udine abbiamo previsto un intervento tecnicamente che supporti i mezzi pesanti, proprio perché inevitabilmente questa è un'arteria di collegamento, per quanto piccola ma molto importante tra la Tresemane e la parte del nostro comune. Quindi la viabilità adesso ovviamente viene interrotta per i lavori il più breve possibile, ma rimarrà intatta perché è un punto nevralgico per quanto riguarda sia la viabilità pubblica che quella privata per tutti i cittadini. Quindi. Sì, voi non potete fare altro che appunto cercare di abbellirla ulteriormente, di renderla più sicura e più vivibile in questo momento. Esatto, questo è quello che abbiamo cercato di fare. Devo dire che il precedente di via Udine e di piazza Unità d'Italia ci conforta. È una manutenzione straordinaria ma radicale, è chiaro che proseguiremo con gli altri interventi secondo soprattutto le disponibilità economiche che avrà la nostra amministrazione. Insomma, ecco. Bene, e vediamo con il sindaco quali ulteriori interventi sono previsti, perché lei mi ha detto all'inizio che puntate a valorizzare praticamente tutti i centri storici che fanno parte del comune. Sì, Isabella, io volevo anche ringraziare insieme con l'assessore la ditta Merluzzi, che ha realizzato sia il lavoro di via Udine sia questo lavoro, perché l'ha fatto in tempi rapidissimi con una competenza professionale straordinaria e lavorando il mese di agosto, quindi compatibilmente con la possibilità di avere i materiali e con le ferie, che è giusto che anche il personale che sta lavorando debba godere di un periodo di ferie. Prossimi lavori sicuramente. Adesso l'assessore ha stilato insieme con la Giunta un elenco di priorità che renderemo note tra poco. I grandi lavori adesso che abbiamo in animo sono sicuramente la piazza di Cavalicco a Degliacco Molinuovo, quindi quello sarà un progetto molto consistente. La riqualificazione di Colugna, anche lì abbiamo parcheggi e strade da sistemare. La riqualificazione completa della piazza di Feletto, anche qui compatibilmente con la disponibilità economica e anche con la disponibilità delle ditte, e poi ovviamente qui Tavagnacco, il capoluogo, oltre questa piazza tutta via Marconi fino alla chiesa, che è la parte storica del nostro comune che dovremmo valorizzare in maniera adeguata, insomma, assolutamente. Bene, a questo punto non posso fare altro che ringraziare l'assessore Paolo Morandini e il sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti. Qui da Piazza di Prampero. E anche per oggi con A Voi la Linea è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.